Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Mancava solo la neve, anche se l'aria era proprio quella dei primi freddi, domenica 10 ottobre 2010 agli impianti sportivi di via Martiri di Villa Marzana a Badia Polesine, dove l'associazione culturale Skate Culture ha organizzato il primo Snow Contest. Il popolo colorato e festoso degli skate ha pacificamente invaso il piazzale adiacente ai campi sportivi, per far conoscere al resto del mondo una cultura che per chi la conosce è un vero e proprio stile di vita. 18 riders si sono sfidati a colpi di salti su di una rampa in Neveplast realizzata appositamente per l'occasione, da cui i partecipanti al contest scendevano velocemente con i loro coloratissimi snowboard. Il presidente dell'associazione, Marco Ferreri, ci spiega com'è nata questa iniziativa. L'associazione ha creato questo evento per avvicinare i giovani a questo sport che solitamente si pratica d'inverno in montagna. I partecipanti alla gara sono stati 18. La gara l'abbiamo suddivisa in varie run e i giudici davano i punteggi sull'evoluzione snowboard freestyle. L'evoluzione del concorrente veniva giudicata con un punteggio. Abbiamo diviso in 2 gruppi e i primi 6 hanno fatto la finale. La difficoltà dell'evoluzione e la qualità appunto di quest'ultima. L'associazione ha sede a Legnago, presso il Tolla Tolla Shop, un vero e proprio luogo di culto per gli skater della zona, oltre che uno dei principali sponsor della giornata, insieme al Glam Rock Store di Badia Polesine. La manifestazione si è svolta anche grazie alla collaborazione del comune della Proloco di Badia, ma gli organizzatori sperano che questo primo Snow Contest possa diventare itinerante ed essere ospitato in altri paesi della zona, proprio per diffondere la skate culture.